La paura, la debolezza e la disperazione delle donne vittime di violenza. Non c'è solo questo. Per anni di lividi nascosti con il fondotinta e cadute dalle scale immaginarie, ci si chiede sempre come sia stato possibile e perché si può sopportare così a lungo tanto dolore. Fino alla morte violenta, disumana, quando poi nascono i perché non si è avuta la forza di intervenire prima dell'orrore di un coltello che trafigge più volte, dell'acido che sfigura o delle pallottole che spaccano il cuore. Entrare dentro queste storie è come trattenere il respiro, sentire un brivido che scende dentro e gela. È difficile anche accostarsi allo smarrimento e alla rabbia di tante donne che sono vive e hanno denunciato, per coraggio, ma anche per la stessa paura di morire che tante volte le ha sfiorate da vicino. È stato così per Eva, poco più che ventenne, il suo nome di fantasia. Per mesi ha vissuto in una casa protetta dopo aver deciso di denunciare il marito violento. La incontro, in braccio al suo bambino di quasi 2 anni. Il passeggino è di fronte. Lei, nata in un paese del Nord Africa, conosce un siciliano e così inizia la loro storia insieme fino al matrimonio. Ho pensato che questo è il maschio che va a cambiare la mia vita e posso vivere felice con lui, come mi hai fatto vedere, che lui mi capisce, che lui vorrei vedermi tutto il tempo felice, che mi tratti come una principessa. E dopo che mi sono conosciuta che sono incinta, comincia a trattarmi di una maniera che come un oggetto, non ci interessa niente. La cosa importante è che suo figlio sto venendo. E ho conosciuto anche che lui beve di una maniera che non è normale, non è come ho conosciuto che è normale. Arriva un momento che si perde il controllo, si distrugge la casa, si distrugge le finestre, si distrugge il mobile. Se anche si usa la violenza fisica di spoggiarti verso il muro, spoggiarti, allontanarti di lui, questa cosa. Quando ha pensato questa volta mi ammazza? È accaduto? Tutto il tempo si cade. Le minacce sono una cosa che dice tutto il tempo: ti ammazzo, ti tagli i pezzi, ti tagli la testa. Quanto è difficile denunciare? È tanto difficile, ma dopo che succede il problema, dopo la violenza psicologica, dopo la violenza fisica, io ho avuto tante paure a denunciarlo, perché dopo tutto che succede ritorni, scusami, non hai fatto per male, e tutte queste sono bugie. Dopo tu dici andare a denunciare, dopo se hai paura di distruggere la famiglia, se hai paura che lui davvero dice la verità, non è bugiardo. Al tempo che la cosa è toccata a mio figlio, che lui cerca di essere anche violento, diventa suo figlio, e può essere una cosa tanto pericolosa per lui. Quando ho toccato la cosa a mio figlio, ho preso tutte le forze per proteggerlo e andata a denunciarlo. È difficile, ma la cosa che si tocca, ho capito che questa cosa non è un modo di vivere, né per me né per mio figlio. Più di 10 anni da incubo per Grazia, che per amore ha sopportato fino all'ultimo. Non c'è un perché per una storia fatta di insulti e aggressioni continue, solo un voler combattere contro un marito tossicodipendente amato da subito, che diventa un carceriere. Noi andiamo a vivere al nord, ci spostiamo dalla Sicilia e andiamo a vivere al nord, e quindi ci troviamo marito, moglie e una bambina. Io mi ritrovo da sola, che lui incomincia a cambiare
non so, le amicizie, non lo so che cosa, lo vedo diverso, non capisco che cosa lo porta ad essere sempre aggressivo, sempre irrequieto, manca sempre da casa. Pensavo all'inizio, ho detto vabbè mi tradisce e c'ha un'altra donna, invece poi lì scopro che non è violento perché magari sono io che lo faccio arrabbiare, ma gli viene a mancare, lui si drogava, ho scoperto questo che lui si drogava, quindi ogni giorno ce n'era una, o se non erano botte erano violenze verbali. Tu non vali niente, tu non sei niente. Una volta mentre stavo cucinando, mi viene in mente questa cosa, mentre stavo cucinando mi vuol portare in camera da letto e allora io dico di no e allora lì mi butta questa pentola di acqua calda addosso, quindi io mi brucio le mani e tutto e deve essere per forza come dice lui, con i bambini piccoli in casa che piangono è questo. Quando ha pensato questa volta mi ammazza? Quando una volta prende il coltello e me lo lancia, io mi sposto, non mi ricordo adesso a destra o a sinistra, e si è infilzato il coltello nel frigorifero. Un angelo mi ha salvato, in quel momento un angelo mi ha salvato. Da quel momento cosa è cambiato in lei? Qual è la sua anche la consapevolezza? Paura, ma anche vergogna non riuscivo a parlare, a raccontare quello che mi stava succedendo, quindi facevo finta che stavo bene quando uscivo con le mie amiche, a scuola, con le mie figlie. Ero sempre sorridente, facevo finta che andava tutto bene, ma in realtà non era così, perché quando stavo a casa stavo male, avevo paura che magari lui potesse farmi del male, infatti quando c'era qualcosa che a lui non andava bene, alzava la voce, alzava le mani, rompeva qualsiasi cosa ci avesse davanti. Lei tra l'altro lavorava in quel periodo, aveva il suo lavoro, sì, però a un certo punto cosa ha deciso di fare? Allora io volevo aiutarlo, prima di tutto volevo aiutarlo, sapevo che comunque quella situazione non poteva andare avanti, quindi chiedo aiuto a sua madre, aiutami ad aiutarlo perché da sola non ce la faccio. E sua madre mi dice tuo marito lo devi fare da sola. Io poi mi trovavo in un paese dove ero sola, avevo tanti amici ma nessuno sapeva quello che passavo a casa, quindi sentivo spesso la notte piangere mia figlia perché lui magari urlava, ci sentiva litigare, io piangevo, questa cosa mi dava fastidio, no? Non poter dare serenità a mia figlia. A volte pensavo, ho detto me ne vado e quindi quando si litigava dicevo io basta, non ce la faccio più, me ne voglio andare. E allora lui incominciava verbalmente a dirmi ma dove te ne vai, non puoi andare da nessuna parte perché sei da sola, non vali niente, proprio mi faceva sentire una nullità. A volte quando mi alzava le mani io pensavo di meritarmele quelle botte perché era talmente bravo a girarmi quella cosa, no perché tu hai sbagliato, hai fatto così e quindi io a volte dicevo ma forse ha ragione, forse me lo merito questo schiaffo. Poi mia figlia cresce, nasce l'altra bambina e mia figlia, la grande, mi dice mamma io non ce la faccio più a vedere papà che ti picchia, andiamocene. E io no dai, fatti aiutare, non va bene così, hai 2 figlie, ti stai rovinando la vita, ci stiamo rovinando la vita, ti stai perdendo gli anni migliori delle tue figlie, prova a cambiare, ma non ci sono riuscita, fino a quando un giorno proprio era il 25 ottobre del 2011, mi prende a calci, mi fa cadere, mi prende a calci, io non riesco perché a casa avendo la bambina piccola le porte non erano con le chiavi, l'unica porta con la chiave era il bagno, quindi mi prendo la bambina e mi volevo chiudere in bagno, ma lui mi spinge contro la vasca da bagno e sbatto la schiena nel bordo e il collo nelle maniglie.
sto ferma perché non riesco a respirare, a muovermi. Forse lì ho detto questo e mi ammazza. La bambina piangeva, ho chiesto aiuto ai miei vicini che mi hanno portato per l'ennesima volta in ospedale e lì la mia amica mi ha detto: se ci permetti stavolta parlo io, non voglio dire che sei scivolata, che hai sbattuto come dici sempre, stavolta dico io che è stato tuo marito. E quindi lei poi è andata avanti ha lasciato però il suo lavoro? Ha abbandonato il lavoro? Allora, questo è stato nell'ottobre del 2011, quindi io poi purtroppo non riuscivo a muovermi perché ho portato il collare, non riuscivo bene perché avevo problemi anche a camminare. Quindi poi avevo preso la decisione perché lì mia figlia mi ha detto: mamma, basta, andiamocene, io non ce la faccio perché se vi lasciate faccio una festa. Lì insieme ai carabinieri e agli assistenti sociali ho trovato il coraggio di andarmene. Ma non me ne sono andata dicendogli me ne vado, gli ho detto scendo giù in Sicilia per le vacanze, ma io non sono più tornata su, ho lasciato tutto. Voleva ricominciare una vita. Sono scesa solamente con una valigia di pochi vestiti, sapendo con la consapevolezza di non tornare mai più lì e rifarmi un'altra vita qui. Poi ho trovato il coraggio di raccontare questa cosa ai miei genitori, che mia mamma mi diceva sempre: io quando ti chiamavo lo sentivo che c'era qualcosa che non andava, ma da qui non ti potevamo aiutare. Scusa, è passato tanto tempo, ma fa sempre male. Quindi quando si è dentro non si ha il coraggio di dire voglio reagire, perché hai paura, perché lui era talmente bravo a farmi quel lavaggio psicologico anche, di farmi sentire una nullità, io ero nessuno. Nonostante avevo 3 lavori, tanti amici, facevo tante cose, ma lui riusciva ad annullarmi, a farmi sentire niente. Qual è il messaggio che vuole invece lei ora mandare a chi si trova in questa situazione? Situazione che secondo me è comune a tante altre donne. Io posso dire, non lo so, magari farsi aiutare, parlare con delle strutture, anche con gli assistenti sociali, trovare il coraggio di parlare, perché ho notato che io più parlavo e più me ne uscivo fuori, più riuscivo a liberarmi di questa storia. E poi sono arrivata a un certo punto che ho detto: ah, finalmente mi sono liberata, perché ho parlato con te, ho parlato con lei, perché tu mi hai detto una cosa e lei me ne ha detta un'altra, e queste piccole cose mi hanno dato la forza di uscire fuori e dire: mi voglio riprendere la mia vita, io sono io, tu non mi puoi annullare. Non ce la faccio più, torno a casa perché il mio posto è là. Mi ha detto che cambia, che mi vuole bene, vuole proteggermi. Quante volte ha sentito queste parole dette tutte d'un fiato Anna Bonelli, la responsabile di una delle case protette nel centro della Sicilia. Qui ogni anno decine di donne fuggite da casa, sole e senza un parente o un'amica dove rifugiarsi, arrivano senza niente della loro vita precedente, solo i loro figli. L'arrivo è quasi traumatico perché comunque ci si trova in un ambiente che non è più il proprio, lontano dagli affetti, bisogna lasciare tutto, quindi essere catapultati da un giorno all'altro, da una realtà a un'altra. È vero che quella che lasciano spesso è una realtà, no spesso, sempre una realtà violenta e di soprusi, però è anche vero che una convivenza con altre donne non sempre è semplice.
soprattutto quando la propria autostima non è al massimo, perché quando si arriva in casa rifugio solitamente l'autostima è proprio sotto le scarpe. E il primo lavoro che bisogna fare è proprio cercare di dare ad ognuna la possibilità di vedersi come persona, non solo come femmina o come oggetto, ma proprio come persona capace di fare tutte le attività normali della vita, che a noi possibilmente sembrano normali, eppure a qualcuno è negata questa possibilità. Reagire quando non si vede via d'uscita per vergogna, per il fallimento di una vita, per proteggere i figli perché non si ha un lavoro. E poi, quando si tocca il fondo, come è successo ad una donna di Catania che dopo mesi di persecuzioni, pedinamenti, telefonate, a tutte le ore, ha denunciato. Il terrore era diventato insopportabile e la donna è riuscita a scappare in tempo e chiedere aiuto alle forze dell'ordine. Richiesta d'aiuto da parte di questa donna che era vittima di violenza, una violenza feroce da parte appunto del suo ex. E cosa l'ha colpita in questa richiesta? Mi ha colpito una serie di violenze psicologiche, oltre a quelle fisiche, violenze che aumentavano progressivamente con il passare dei giorni e che hanno poi suscitato nella donna la consapevolezza di dover denunciare. Qual è stato il suo stato d'animo e cosa avete riscontrato voi una volta che l'avete risentito? Lo stato d'animo è stato quello di essersi liberata di un peso, ci ha manifestato tanta fiducia, ci ha fatto capire che se tornasse indietro rifarebbe esattamente quello che ha fatto. Ecco, una donna che volesse fare appunto una denuncia o comunque rivolgersi alle forze dell'ordine, un appello che lei vuole fare a tutte le donne che si trovano in questo momento nella difficoltà e anche nel timore, no, che non si possa passare dalla violenza poi a gesti più eclatanti. L'appello è quello di vincere la ritrosia nel denunciare, quello di affidarsi all'Arma dei Carabinieri per avviare questo percorso, un percorso che poi potrà portare alla riconquista di diritti che sono stati negati per troppo tempo. È un percorso che allo stesso tempo permetterà di assicurare la giustizia irresponsabile e che darà dignità alla donna che ha subito violenza. La nuova campionessa italiana Pro Fight One è all'angolo rosso Luciana Lilith Germano. La seconda volta è stata quella buona per Luciana Germano. Ha sofferto ma si è rialzata Luciana Germano, a 27 anni, è nata a Gela e si è lasciata dietro la ferocia di un amore tossico. Voleva diventare una modella, ma poi la sua vita è cambiata e il ring è diventato la sua nuova casa. Tante ore di allenamento e la voglia di farcela, così ha conquistato il titolo europeo di Muay Thai e di kickboxing. Oggi il mio avversario non è stato Anna, che ringrazio tantissimo. Il mio avversario è stato l'endometriosi e chi è nella mia situazione, le donne mi capiranno cosa vuol dire allenarsi con la stanchezza e dolore cronico, che superiori già gli atleti hanno di suo la stanchezza, ma noi di più. E volevo dire alle donne nella mia stessa situazione di lottare, perché se ce l'ho fatta io, ce la può fare chiunque. Ha dedicato la sua vittoria alle donne che soffrono, non solo fisicamente. Nella palestra Mazzarino il suo lavoro da istruttrice diventa un conforto, quell'appiglio di speranza per altre donne in crisi. E non si stanca mai, le accoglie a tutte le ore, ma la cosa più importante per lei restano i più piccoli. Vai, forza Vittoria. E il calcio, brava.
Aiuto i bambini anche tramite i corsi che si svolgono qui nella mia palestra, aiutando insomma i bambini, sia i bambini timidi a far uscire il carattere, sia quelli più diciamo i bulletti a farli calmare con l'aiuto delle regole che impongo, il rispetto delle regole, della disciplina e il rispetto per il prossimo. Stavo male perché avevo subito delle violenze fisiche, quindi ho trovato nello sport il modo di sfogare e di riprendermi, perché questa è una sfida, ogni giorno una sfida contro me stessa. E questa solo la prima tappa di una vita di sfide per questa giovane donna rinata. By not unanimous decision, the new ISKA European champion is Blue Corner!